Se venite solo per ordinare un coltello particolare, armatevi di pazienza. Gli artigiani più bravi e scrupolosi vi inseriranno in una lunga lista. Ogni pezzo è unico e per la consegna potreste attendere anche un paio d'anni. Se invece venite per respirare l'aria di alta collina, scoprire gli scorci suggestivi del centro e le bellezze naturali del territorio, si può fare tutto in una mattinata e non resterete delusi. L'abitato di Pattada è di origine medievale, giudicato di Torres curatoria del Monte Acuto, ma il primo insediamento pare sorgesse su un tratto di strada di epoca romana che collegava Castro Oschiri alla stazione di Acque Lusitane, Benetutti. La storia del paese è densa di avvenimenti: monaci benedettini e camaldolesi, guerre tra Doria, Arborea e Aragona, molte famiglie feudali e un reggente che risiedeva a Ozieri. 6 secoli fino al riscatto nel 1821, quando Pattada divenne capoluogo di mandamento. Il nucleo più antico conserva la disposizione de Sosighinados. Le case sono costruite in trachite o granito, caratteristiche le persiane in legno grezzo, con finestrelle chiamate isperaglias. Schiere di abitazioni modeste si alternano a palazzetti con eleganti facciate dai ricercati elementi decorativi. Uno di questi edifici, addirittura in stile Liberty, è oggi il municipio. Nell'Ottocento apparteneva a un ricco possidente. Altri spunti interessanti forniscono le chiese. La Madonna del Rosario, in forme tardogotiche aragonesi, ospitava il convento dei Domenicani. La piccola chiesa di San Giovanni, un po' in periferia, costruita con le offerte dei fedeli. Infine la parrocchiale di Santa Sabina, dove si può ammirare un altare ligneo della seconda metà del Settecento. È un'opera d'arte realizzata grazie a un lascito testamentario da esperti intagliatori e doratori attivi nel Sassarese. La mattinata patadese si può concludere sulle rive del lago Lerno, paesaggio reso affascinante da un sito archeologico frequentato dal Neolitico alla fase fenicio-punica. Un nuraghe costituito da un mastio con scala di camera, a cui successivamente venne aggiunto un muro di rifascio con 2 torri secondarie inglobate all'interno. A occidente del complesso si trovano ancora le tracce di capanne circolari.